generoso, grazie. Ma figurati, per così poco lo sai che tu meriti molto di più della mia vita, è una sciocchezza. Papà, grazie, ma è bellissimo. Vado a provarlo subito. Tu ti lasci a papà la borsa? Sì, papà, mi serviva una borsa. Così. Lo sapevo, ho girato tutta Napoli per trovarlo. Ma che? Ti vedo un po' giù di morale, forse non ti piace? No, come mi piace? So che vale piacere, ma magari ti diamo un bel cucino e ce lo stiamo. Noemi, Mamma, indovina mamma che ti ha regalato? l'iPhone. Sì, 700 euro ci spesa mamma. Grazie, mamma. Allora, ma mi sta a me vedi, tu mi dai un mezzo e via. Ti piace? Bellissimo, mamma, grazie. Vabbè, non c'è così, non c'avevi niente. Sta sotto all'albero e via te, lo scatolo blu, Ma che è sta cosa? Ma come che Maro, che stai sempre un ignorante? È una sigaretta elettronica, una vita, si finisce i pezzi per la casa. E come funziona sta cosa? Vira dai un bottone blu e metti un po' di zucchero. Zucchero. Ma che blu? Mamma, questa era una serie di giocatori, andiamo a riceverli, Andiamo. Maro, ma stai ancora sta sigaretta a mo'? E vedete mo', vediate che è arrivato solo con marito. Devo un po' che buttare la mezza assieme. Ya, va, vieni. Ma me figlio, come sono bello. Io no. Pronto? Morici? Ti è piaciuto il regalo che ti ho fatto? Sì, è bellissimo. Non vedo l'ora di indossarlo davanti a te. Mamma, tu camera mia, sto sentendo male. È come se sta loco per tagliare a morsa. C'è mangia a carne loro quando sono bottiglie, ti va. Sì, sì, come l'ultima volta che mi stavi facendo addormentare. Ma quando tu puoi andare... Oh, ecco, certo, certo che mi tengo a Rocchi, da c'è il pranato. Gigio, ma poi hai parlato di me con l'impresario? Come ci parlate? È tutto a posto, non ti preoccupare, lo beghi. Vabbè, voglio proprio vedere. Ma dimmi una cosa, che gente circola? C'è gente importante? Ci sono tutti VIP e personaggi importanti. Proprio degna di te, non ti preoccupare, stai tranquillo. Così mi piaci. Mamma mia, Carmen, mi sta facendo da tutto sangue in capo. Papà, ma io non ancora fame. Ancora fa. Facciamo mangiare cani. Ne è cattato capito, ne è cattato baccalà, manca le cassalina. La prossima volta che vieni a casa mia, invece di far staccare a mangiare un uccello e un po' di due castagne spesate, ti porterò al Grand Hotel o alla stazione. Va bene? Alla sta fracitato. Allora sta mia. Ma tu a che se andiamo a tacchio? Uè, ma basta, già ci abbiamo intossicato questo mangiare. Ci abbiamo intossicato pure quella di cosa. E chiama bene. Ah. Dai, aspetta, faccio mangiare un po' panettone. Pigliazzi, pigli. Un po' panettone. Sempre pronto, sta si piglia. Beh. Ma che sera? Un po' panettone. Ma mi è toccato.
faccio lo cazzo, tu non posso domani il tuo posto. Sempre a me sta. Insomma, Roma non tollerano, te dai, bambole. Ah, basta che passate zitti tutti e due. Mamma, scenda a papà, si mangia per le panettone. Lascia, se mangi il panettone, uomo che scende. Smagna, sto mangiando! Ho mangiato il panettone, non ti mangi assai che ti non diabete. Lo spasso, un bagno panettone, a caccia si mette troppo stop. Non vai nata volta in tuo gabinetto. Io ne faccio troppo rosse e fette, Fini. perché sto mangiando. No, quindi poco. Specialmente a fatto della gente poco. Passaggi loro a noi perché ne faccio. Non mi danno diabete. Poco a te. Creatura da crescere. Ti a mamma, ti. Mamma, tu per me, te, primo piatto. Non ti preoccupare, c'è Una da crescere. Ti amore, mamma, ti. Mamma, va buona così. Grazie a mamma, grazie. Ti Silva, basta che ti stai zitta. Ti, mangi. Una pelliciola per me, piccerelli, che tengo proprio gente con male stomaco. È una cosa, figlia mia. Mamma, dimmi una cosa. E tu hai una che? No. Non hai No. No. No, voglio. Mangiate per tu. Mangiamo a parte che te lo diabete, così non vai avanti. Che buono! Zitto buono. Sono cose che la marita e moglie ti ha stati. Sparagniamo. Poi c'è una soluzione. No, tu dici a te che ci vuole una soluzione. Io avrei quella che fa, che tu sei la rovina di questa casa. Sì, sei la rovina, si cava facendo sti ogni momento. Basta. Casa d'avrei che salta fa. Ovvero, ma perché che mi fa? Ma non hai capito? Ma secondo te, a notte Capodanno la mi passa così? E amico mio, che già fa notte da Capodanno? Ci abbiamo trovata coppa bacia. La famiglia di Bombolone e Bambuello fanno una figlia. Ci abbiamo messo per ginocchio e botta a burro e chi sa visto sempre. A me mi dispiace solo che questi due vogliono e questi due capelli. A me non mi dispiace niente. A me mi dispiace una cosa, che tu stai ancora in questa casa. Che tu non servi, capito? Non servi, sì, non servi. Tu di chi che mi fa? Tu te ne hai? Stiamo tutti quanti, ma stiamo più sicuri. Sì, stiamo meglio perché tu sei impossibile. Io sono impossibile. Sei diventata una cosa insopportabile. Non ti sopporto più. Non ti sopporto. A me non mi sopporto. Non ti sopporto. Ci sta uno che non sopporta più a nessuno che lo so chi, capito? Patata, che ti narice. mamma che ti narice. è che stai a sfumare che lavora. Ma che non te ne vai? Ah, ma non c'hai? Te ne hai? Allora me ne va. Infatti, voglio vedere. Voglio vedere. vedere. Ma non mi vedi più. Voglio vedere a te. Occhiaglie da mu. Ma stai occhiaglie da mu. non ti proprio curato. Patata, mamma, da sorda. A me mi dispiace questi due capi morti. Sì, hai visto. Hai visto. C'è due che sempre. Sempre. Sei la rovina di questa casa, la rovina. Voglio a papà, va piccino un po' la stufa, va. Ma è stata proprio una bella messa, emozionante. Sì, a me è stata bella, ma mi è venuto una tavola di fame. Preparare qualcosa, non ti preoccupare. Niente di meno, ti è venuto fame. Ah, niente di meno che ti mangiate hai fatto una pulizia, una razzia a tavola, si tiene fame. Ma che te che fa? Perché che mangi mangiati? Che ho mangiato? Ho mangiato. 1 chilo di pasta, 30 pezzi di capitù, 30 pezzi di baccalà, un'insalata in forza, frittura mista, noci, uccello e castagni infurnati, di 4 cassatini, 2 cassate rosse. E qui si sta. Scusate se è poco. Ma chi è guaglione? Non sto Guaglione, questo è guaglione. Chi sta cava per la pensione, capito? Senti, tu mi devi fare un piacere, tu ti devi sposare e te ne devi andare da questa casa, hai capito? Non mi posso sposare. Non, tu ti sposi e te ne vai. Non mi sposo. Tu non ti sposi, ma basta che te ne vai. Non me ne vado nemmeno perché io qua sono in pianta stabile. Si capisce, si capisce. Non orare. Papà. E Napoli come fa a vedere? Bello, bravo papà. Che mamma mi dà caramello che voglio bene sulla Non si deve fare, insegna una cosa. Ora lei per fare. Non sai che su lei? Un grande miracolo. Miracolo. Cazzo, io mi ero dimenticato di guardare.
Sullo miracolo a papà. Mamma mia, mamma mia. L'impianta stabile, così pazzi. Guarda, prima mi scucciate troppo. Bene, bene. Eccoci qua. Solo un grande miracolo a papà. Sì. Ma fatto terna! Carmela! 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 Hanno fatto terna! 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 Io ve ne vado a hanno fatto terna! Hanno fatto terna! Hanno fatto terna! No, tu no! A papà, sai che cosa fa? Questo terno, tu mo ti sposa e te ne vai! Io se sto qua e tu me li soldi e questi soldi li dobbiamo investire. Te li devi andare che investite? Sì, investiamoli giù a Agnano. Bravo, lo sapete pure. Ma bastate, che ma che patane crescono là? Agnano, all'ippodromo a giocare un bello papà. Jenny, se mi vuoi che la roba la coppa là non mi piace proprio, non mi fa proprio niente, che invece muore, se no, fa... Pronto? Amo, non posso parlare. Sta figlia mi non posso stare qua. Non posso stare in batta lei. Ma stasera dice prima. Un caffè alla nocciola, bambolino. Ne ore 50, grazie. Ma che hai fatto poi? Hai parlato con quelli? No, ancora c'è già parlato. Oggi pomeriggio ci vado. Non deludermi perché questa volta mi arrabbio sul serio. Ma non ne fai sempre un bordello, state zitti. Non ti preoccupare. È tutto a posto, me l'hai visto? Sì, andai già attaccato. Stavo venendo che la scassa cazzo di moglie, ma cai. Sì, ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ciao papi. Ciao tesoro. Che? Come mai state qua? Stiamo a fare un po' di spesa. Ancora? Che buono. Perché? Stasera andiamo a mangiare a casa di solo. Io sapevo. Io già sapevo niente. Non ci stungo stasera, tengo a che fare. Oh, vero? Perché che tiene che fa sta? Tengo una riunione che rappresentante, ad arrivare un prodotto nuovo che quello che già fa. Io pensare solo alla spesa, un mangiare, ma che si fa? Beh, che ma fa? Come che mi fa? Papà, il rappresentante sta in inverno. Ma state zitto, non sai niente. Vabbè, papà.
Non fa niente, aspettiamo là più tardi. Comunque mi raccomando stasera. Aspettiamo stasera, non ti preoccupare. Vi fare presto perché sono guai, faccio il revuto stasera. Sta pure Gaetano stasera, che io vi non me reso ne via tutte e due. proprio. Vabbè, Comunque vi comunque, veniamo presto. Vabbè, dai, Ciao. 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 A te la prossima volta ti fai cazzo lui quando parla con mamma, ti capito? Ma perché papà lei stasera? Come ragione io, c'è quello compagno mio, scusate, già si può fare la canzone con Poccini per Capodanno. Era va? Come, andiamo a vedere. E tu come fai cantante? Sì, grazie, va. È chiaro, vedete poi, ora vi fare qualcosa, ok? Vai, Come? Un cazzo che lento. Ma sei proprio tu? Sì, ehi, Bombolone, come stai? Che ci fai a Cannavaro? Beh, la verità, credo proprio di essermi perso. E ti pareva anche sportiva a Napoli, No, tu? perché sono arrivato adesso alla stazione e mi dovevo recare a questo indirizzo qua. A Sindirizzo, e me l'accompagni. Mamma, ma non mi stuco. Piazza Calodezza, capisci, mi sono ordini, mamma mia. E ti metti sempre a mezzo, ti metti. Se non me ne pochi, ma vengo, quando vado a bancare. Ma andò come un Come, vieni con me, vieni, accompagni. E tengo sempre cirile con cuccelli, signora! Signora! Ave nera, mulignano, signora! Quanto persi un euro? Nata volta con queste cose in mano, Ma insomma, lo vuoi capire che queste cose si arrobbano sulle sorde, Ma che ce ne fotte, papà? Tante soldi mettono io. Zitto, ti sta zitto, capito o no? Scusa, papà, ma il mio terno l'hanno fatto, sì o no? Sì! Ma allora si sceglie, E poi, si viene a sapere una cosa di questa, C'è zombano ancora e a Capodanno non chiama manca più rindocessi, capito? Ma perché non è mai oviglione? Buongiorno. Buongiorno signora Bella, che vi posso servire? Mi dai un chilo di arance? Subito. Sì. Che so buono. Ciao, Noemi. Ciao Francesco. Tutto bene? Sì, tutto bene, tu? Si lavora. Senti, Noemi, ti andrebbe se andiamo a prendere qualcosa insieme stasera? Stasera credo proprio di no. Vado a casa a cena da mia zia. Però possiamo fare un altro giorno. Magari. Ok, è buono nicca, ma ora una mano, no? Ma chi si frascita? Banana brutta. Non mi dire niente, devo andare. Ma la prossima volta, va bene? Vai. Noemi, ce ne andiamo? Grazie, arrivederci, buona giornata. Pure a voi, grazie. Ciao Alfonso, buongiorno. Buongiorno. Posso? Buongiorno signora Sofia, prego. Signora. Signora cavate, cari mani non ci venga. E che te mi sa pa piedi grotta, trasete una via Ma scusa, non volevo cantare. Vadi, cammina. Signora Sofia, quando vedo lei vedo il sole. In che cosa posso esserle utile? Allora, gradirei un po' di frutta fresca. Frutta fresca. E che frutta fresca va cercando la signora Sofia? Banane. Sa com'è? Mi sono iscritta in palestra e con tutte quelle energie che brucio ho bisogno di ingerire potassio. Lei come mi trova? Sto bene? No! Signora Sofia,
quando ti ha frenuto e fa senso con mio marito e con l'altro, potete pure fare un giro a un'altra parte. Signora Carmela, ma non la capisco. Scusate che la signora in Milano non capisce. Allora mi spiego meglio. Quando avete finito di fare la lumagiorno... La luma che? A lumagiorno, a gatta morta. Gatta morta? Ma come si permette? Io sono qui per fare la spesa. Mica è un problema mio che lei capisce una cosa per un'altra. Ma guarda un poco. Carmela, calmati. In effetti la signora Sofia non ha niente male. Cercava la banana. La voleva te a banana? Chi doveva volerla? È un negozio di frutteria questa, o no? E poi a me non bastano solo banane. E che se l'aveva capito? Levata un'ansia, tu spiccia, signora. Dite a me, che cosa vi serve? Signora Carmela, ma non capisco questo susto dell'agitazione. È nervosa? Io nervosa? E che cosa ve lo fa pensare? Non lo so. Ho la sensazione come se io non andassi molto a genio alle donne. D'altronde le capisco. Non è da tutti avere un fisico così sinuoso come il mio. Che si crede che non me ne accorga quando cammino qui il viale? Tutti quegli uomini che mi osservano, quegli sguardi appiccicati addosso che mi sfogliano con gli occhi, mi mandano in estasi, mi fanno sentire proprio... Ma zuccolone stracquata! Iate venni, iate a cattive banana. Ma guardate un po' che si ti trovo un'altra volta che vicino ti faccio stasera! Gesù, Carmela, ma tu sei asciutta pazza! Ma aiuta la signora! Ma da chiesto, guarda! Ci ha buttato la banana! Ti hai buttato la banana! E che lei è venuto per un'ananas e ha trovato la banana, che va? Cammina, tra la pierina! Carmela, si aspra, Carmela! A te, va! Ah, non so come ringraziarti, sei stato veramente gentile ad accompagnarmi. Se non era per te sarei arrivato tardi a quell'appuntamento. Ma cosa stai dicendo? Per me è un dovere accompagnarti. Ma a proposito, ma mo tuo nonno quanti anni tiene? Quanti anni tiene lo nonno tu? 100 anni e 6 mesi. Oh, ma che frate Garibaldi! Hai sempre voglia di scherzare, bombolone, Scherzare, oh. Napoli, che bella città. Ogni volta che vengo è sempre un piacere. Che poi, dicono che si respira aria cattiva, aria consumata. Ma non è vero! Ogni volta che vengo sento sempre questo odore di... merda! Caccia di una miseria! Fanculo, uccelli di merda! Ah, non ci pensare, non ci pensare! Mannaggia, babà, mannaggia! Ma mo dimmi una cosa, a ti attieni molto qui a Napoli? Dipende da questo affare, sai, è troppo importante. Penso che dovrò restare ancora un'altra settimana. Quindi per risalire se ne parla dopo Capodanno. Ah, sì, ma... dove vai a dormire? Penso che andrò a cercare una stanza in qualche pensione. Ah, magari potreste aiutarmi a trovarne una qui nei dintorni a poco a prezzo buono. Ma come pensione, compagna mia pensione? Tu vieni a mangiare a casa mia, aspetta, ma faccio una telefonata a bambolella. La compagna mia, moglie, amica, mi vuole sapere che bello. Ma sai che gioia non avete? Ma che nel canto ci sta gamba. Aspetta un momento. E sai che vuoi, mo? E chi è? Ah, mi scassa cazzo e marito, ma che boh. Pronto? Pronto, babbolè! Che è? Ecco una sorpresa per te! Ha già portato compagni miei! Ma fosse strunz! Ma come ti permette di invitare gente a casa? Sta zitta, ma fammi figure in me! Ma che vuoi già sta zitta? Ma chi è chi sta? Allora, non vedo, non hanno qua che chi sta sento per il mio pobrone! Ma tu sei proprio strunzo, sei strunzo! Chi è chi sta? Chi è? Poi ti chiamano da voi, non ti preoccupare, va! Ma dai, a chi sta vicino, chi sta sento? Ma andiamo qua! Siete, mo che vieni, t'ha già scassato capo! Sì, t'ha già scassato capo! Ciao! A posto! Ciao! Che ha detto tua moglie? È velocissimo! Devi vedere che con me sono tutto che ci stiamo, tu hai fatto, tu salta, hai spurnato dentro! Ma non sai che può fare? Remè!
Arredo Vicca, voi, sta la pescheria, fammi piacere. Ma che entri? Fatti 2-3 capitoli bello rosso però, non farai, scusate, vicino, ti dà aspetta qua. Vai, e vieni a presto, io a qua, un mo, va. Ah, devo andare da solo? Che venga a favori, casomai vostra amica, ma ti spiego, va, aprite, va. Bello capitolo, venite, bello! Fatti sciuccare, fatti passare, fammi sentire, fammi morire, fammi morire. Bello giù, credi sono piaciuta? Salve, vorrei del pesce. Ti darò di mare. Uè, andiamo a muovere, dai, a me prego. Aspetta che bella immane che tiene. Deve essere un esperto a... Brrr. Pazza idea di far l'amore con te. Sentite, se non la smettete... Che fai? Che fai? Cosa? Che fai? Che fai? Me ne vado e non compro niente. Cattiva. Ma sta cercando di provocarmi mo con questa tua prepotenza. Guarda che sono una ragazza seria. Già, scema, lo sai, non fa geloso. Lo sai che ho solo occhi solamente per te. E ti puoi scordare, vuoi che ha ragionato, senza parlare, senza parlare. Dimmi che ti serve, che ti servo io. Signore, ma che fa? Signorina. Ya, chi davi, Già, che pesce è? Guarda, mi dia 3 bei capitoni grandi. Oh, vedi come sei tu, che mi provochi. E come vuoi? Che riccio senza il riccio. Non t'azzardare, sai? Che fai? Ma mi graffiavi! È passata la voglia di comprare il pesce, ambo. No, non te ne andare. Un altro amore perduto. Cuore perduto. Cuore spezzato. Vabbè. Pesce bello, bella rete, venite, bello, 0 chilo, pesce a rete, bello. Un capitone, bello, venite, andiamo. Che? Mi capito una la rossa? Non li ho presi, sai perché? Ci stava un pescivendolo che mi stava importunando, per poco non mi violentava. Sì, bravo. Quando il bambino non capisci niente. Lo so. Poi sai che mi fa? Non da prendere, poi ci andiamo a casa, siamo. No, ma aspetta. Allora già aspettato. No, non posso mica venire con le mani in mano. Pensa di venire da sacche, ma tu che vuoi? No, dai, andiamo al bar a prendere qualcosa, dai. Un bar? Sì. Però offro io, No, dai, offro io, dai, è il minimo. Offri tu? Sì. Ah, sì. Dai, andiamo. Piacere, Cino. Che te vedi, ci sono? Bella vita fine. La vita proprio tengo una fedente di fame, prato. Mangiassi qualcosa pure io. Sento un nuovo bandito, dove fa una cosa di dietro, no? Non so così bello, Prego. Per me devi questa amica che si prende. Che ci sta ora? Margherita marinara, pizza fritta, parigina. Porti una bella pizza, un bello ripieno a forno, Da bere? Va bene. Fresco che ci sta bella? Coca-Cola, Pepsi, una bottiglina d'acqua, una birra, una spina. Porti una birra alla spina, no? Ok, va bene. C'è un motivo da ci fatto nel caso, ci stanno problemi. Ah, riguardando a che? Il riguardo al ristorante. Oh! Ecco a voi. Beh, la pizza a me? Oggi non vedo, il tempo che esce dal forno è subito la volta. Oh, grazie. Mario, anzi di iniziare a mangiare un prato. Ora c'è un motivo che mi fa venire. Ora è solo. Riguardo un po' un ristorante, c'è un nuovo fuoco. Casomai se ne vanno l'anno prossimo. Ah, ma che bene oggi, capito buona? No, ma non esiste proprio. E come faccio? Io corri come voglio. Io ci ho parlato pure con moglie, ma che la macchino ma che paga a casa? Ma no, potremmo parlare con il compagno nostro, la bascia là. Ora una mano. L'amica là dice.
Ciccio, dammi un paio di tempo, ma la me disse, tengo un'amica e prima lo inseri là. Grazie, Mare. Prego. Mamma, ti ne sta fame? Mamma. Ci pigliamo una raffica esagerata, ci pigliamo. Sì, vabbè, fate questo, fate bravo. Facci sempre questo, come facci sempre questo? Ti hai mandato un messaggino? Ma quello messaggino, sta pure incazzato. Sta incazzata, Lucetti ti ha mandato un messaggino coppa a Twitter. Twitter, vabbè, sì, va a fare. Vabbè, sì, sembra una guaglione coro, tu non ci sta niente da fare. Vabbè, Ciao. Un po' per chiedere, però. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Buongiorno. Hai visto che ore sono? Lì non ci fatto tanto, sono passato a dove c'era a pigliare un capitano per l'ultimo anno. E non volevo pigliare quando eri venuto a fatica, capitano? Come quando ero venuto a fatica? Scusa, noi giorni 10. Allora poi capitano non era a piscare la canna. Ma è sempre questo fai? E faccio sempre che se non una volta all'anno, l'ultimo anno, Rino, è capitato questa mattina che ho fatto un po' tardi, non mi mortificate sempre. Va bene, va bene. Vabbè, bello maestro mio, tengo solo io. E pure te ne caccia a te. Non mi caccia a me, sappi un po' sì, tengo la famiglia puttananza. Di noi sia vita mia. No, dai, è il minimo. Lascia fare a me, per favore. Ma perché vuoi pagare tu? Tu? E poi? Scusate, chi paga? Lui. È il minimo. Cosa prende? Per me un caffè decaffeinato amaro. Amaro? Sì. E per lei? Un babà. Babà! A me babà. No, cavaci, ma bello, un babà. Un babà banco. Ma che si è mangiato? Un culo d'elefante. Un babà per piacere. No, liscia, gastata mi gonfia. E mi vuole un bel voce. No, ti ringrazio. Ma paga poi, guarda quanto è bello. No, veramente, come se avessi accettato. Dai, buon appetito, Non ti piace? Non mangiare, non mangi. Buono, allora. La fine non punta. Buon appetito. Senti, che prezzo fanno questi? 18. Come? 18! No! Chiamata signora, fatelo respirare! Spassatevi che ho fatto il corso di animazione! Poi ci vuole quando mi animesce kiss to kiss! Bocca a bocca! No! Sto bene? Stai bene? Sì, sto bene. Ti sei ripreso? Sì, mi sono ripreso. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Vabbè. Tutto a posto, signori, tutto a posto vostro. Sì, tutto a posto. Me papel. Mamma mia, me la sono vista brutta. È stato come... Non ci pensare. Senti, che dici? Piaceranno questi a tua moglie? Ah! Abbiamo 45 kg e roba. Ce ne regriamo. 4 kg. Ma quanti ne siete a casa? 7, 8, 9, non ti preoccupare. Tu devi fare capodanno a casa mia. E non ci pensare. Quando fammi un bello paccotto. Chini. Capisci a muovo. Vabbè. Va. Buona giornata. Come per incanto sto volando sulle ali del tuo amore e serenamente sono sempre sorridente accanto a te.
piccolo amor mio, tu non lo sai quando mi dici ste parole. Io sono contenta, non mi arrendo, voglio vivere con te. Faccio pazza per te, ogni giorno, ogni notte, sfido tutti per te. Prendo anche le botte, griderò all'infinito che sei il mio grande amore. Sono malato e sto amore, tu mi tieni in tuo cuore. Chiedi tutto e l'avrai, anche il cielo e la luna. Basta che ci stai tu, sei il mio portafortuna. Dio ma quanto ti amo, giuro anch'io che ti amo, non ci lasciamo più. Carmen, quest'anno ci facciamo un capodanno in allegria. Ci andiamo a mangiare fuori. Allora facciamo una cosa. Avevamo subito i soldi per Capodanno a mezzo. Poi il resto che rimane ci abbiamo accattato qualcosa per quello perché stiamo tutto quanto a noi. Mamma, invece mi ha accattato qualcosa per quello. Perché non mi date qualcosa di soldi liquidi? Tu liquido tieni in te gioca. Io là ti volevo, così ti vai a mangiare insieme a chi ti chiama che ti compagni tu e abbascio un po'. Io non vado a giocare niente dopo che i compagni miei, ok? Voi ve lo dovete togliere da adesso che io non gioco. Io non gioco più, ve la da tua qua. Vogliamo fare una scommessa? Scommettiamo che io non scommetto più. Tu stai scommesso. E poi io giù al poker non ci posso andare più. Sai perché scommessa tu non ci posso acquistare nessuna parte manchi? Non posso abbasciare il bar, non posso abbasciare la palestra, non posso abbasciare il match point. Niente di me. Insomma, si è stata bandita tutte le parti in acqua. Magari mi avessero bandito. Chi li mi vanno proprio cercando. Pensa che quando scengo a Cangoppa faccio con il mio conto di Montecristo. Ma me ne va che viene per dire cunicolo. Questi sono i tuoi capolavori. I capolavori, però sai che vi dico? Però farò come il conte di Montecristo. Dopo la sua fuggitività, lui ha trovato la mappa di denaro, è diventato quello che è. E io farò così. Mi sistema tutto quanto, specialmente a te, mamma. Ti porto 2 anni in villeggiatura. Senti, guaglio, ma tu ti stai accorto? Perché il gioco non ha mai arricchito a nessuno. Carmen, non ha mai arricchito a nessuno. Ogni tanto, ma te, una venuta di merda che hai fatto, chissà come è stata. Avessi fatto uno su pure una lotta, potevo pure parlare. Intanto, se non era per me e per stu terni e merda, come lo chiamate voi, signora cara, chi stanno a Capodanno, allora poi sparate i botti, ma qua invece ci ha divertito. Facciamo ma che vanno per culo. Brava papà, brava. Mamma, quando mangiamo, non mi sto facendo la panza azzeccata che E allora guarda tutti questi cartamenti, facetemi un po' che spazio e mettiamo a tavola. Stiamo a giocare di là. Stasera ci mangiamo pasta e fagioli. Avevamo la strategia chi siamo. Bravo. Il conte se ne va e da oggi in poi, signore, lei mi parla con lei. Si capisce. Carmen, mi puoi dire quello che hai preparato? Pasta e fagioli. No. E allora stasera facciamo una guerra sotto il bene. Ma chi tu? Ma la te cocca! Ma tu guarda. Ma sei sicuro che non creo disturbo? Non ti preoccupare, Inuzzo, mi raccomando, mamma mia, Carmen, la donna sta un favore, che come C'è come la tua macchina, compagni miei! Io a te che era un bracapo, te l'era scassato! A me? Che non serve a niente! Non serve a niente, Che non serve a te! No, è a te che non serve! In capo te l'era Ma tu non sai manco chi è! Grazie, Clemente, grazie! Ma chi è? Mi dai portato l'ospite! Ma Mi riguardo! Oh, ma noi non teniamo manco l'occhio per chiacchiere e te permette di invitare gente a casa! Ma come già fa con te? Ma come già fa? Grazie, Clemente! Ma chi è sto strunzo? A me! Sto strunzo come lo chiami tu! Ehi! Questo stronzo qua! Chi è? Questo è un grande industriale milanese! Ah, sì? È Clemente Colombo, molto lieto, Io signora. Clemente Colombo! Ma Facciamo la mano, no! che già fa? Facciamo! A chi? O strunzo? Facciamo! A Manami! E allora, amici! E che te fa che Manami? E la presentazione, manca che sta... Incantato, signora. È incantato, sei incantato! Ehi! Vedi sti passi, mettono le copate! Sono cantati e prendiamoci le paste! Prendiamoci le paste! Permettete! Vabbè, fammi un ricordo di fare. No, è tutto passato. No, fammi da vedere. Aspetta. Salvato. No, ancora. Salvato, dove qua.
tutto passato. A posto. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Che sta? Che è successo? Che sono Faccio io. Si è fatto male, mamma. No, è tutta colpa mia. Era una seggiola. Non sto bene. Con te, Poppi, mi sembra con te, Poppi. Come? Con la seggiola? A te. Sei colpa tua. E fornisce la poca. Non te ne manca i soldi per accattare. Scatta, già ma stavi certi fatta. La scassatura la seggiola. Vatti che solo. Mamma ragazzi, già faccio tu e che calore. E suo papicciato, con sua mamma corrente, e io pago. Hai capito? Ehi, guarda che un compagno mi capito. Guarda un compagno mi capito. Allora, senza peso, se mi do meglio in barra che sta andando, guarda qua, guarda che finito. Poi non mettete male, perché prima l'ospite, prima il Clemente che ha portato questo ben di figli, Allora, vai Clemente, vai! Te viene la voglia in tuo gabinetto a meno. Ma niente, mamma! Non vuole il pasto! È buono Clemente, È buono Clemente. E pasta sapete proprio. Hai capito? Bella. Dice. Ma quando fai schifo. Perché? Pure quando mangi. Ti Guarda faccio che schifo. ti combinato. Che mangi È combinato? pulizia te non Ma che mangia Pulizia non faccio. E mi senti sempre tu. E gli va solo un buffottone della cesta per io. Lasciai la figlia mia. Ma hai visto mamma come fa? Ma ti stai tremendo? Vieni qua. Hai visto? Sta tutta la settimana qua con noi. Se ne va roba e peso. Ma tu che cazzo stai dicendo? Chi si stronza da staccare? Vieni qua. Ma mangia faccia, non c'è faccia! Ma non vieni qua! Ma che ti fa? Tu mannaggia, mi ti mangiate tutte dolci! Vuoi mangiare sempre chi sta? Non capisci, ma andate avanti! Dai. Che vuoi, che mi arisci, muoviti! Che mi arisci! Non lo so. Che mi arisci! Dici, muoviti! Sono piaciuti dolci. Ehi! E chi va papà? Chi poteva papà? Mare che non veniva manche sordo magna noi, ti porti pure all'ospite. Chi papà di dolci? Oh strunzo! Bravo! E secondo te, noi tutte queste feste con che poteva fare? Oh, strunzo! Non ti preoccupare. Stai in mano a me, se facciamo veramente il pesto qua lavoro. Ma perché te ne sordi? Niente di me. Te ne sordi? Questo qua, come a me?
al finale ti faccio proprio un bel regalo, amore. A me? Allora, Un bel regalo a me? ti piace a Dio? Con cicero senza cicero. Con cicero? Pure che fa su, basta. Infatti, allora posta. Bravo. Io sapevo che tu eri intelligente, ma pareva strano. Oh, di schifo. Vai, amore mio. Avviciniamo. E chiamiamo di Ma raccomando, accarezza. Sì. Clemente, amore mio, che persona gentile, mamma dici la verità. Sì, potete stare quanto tempo volete, per bombolone. Non dice a fa. Saluccio, entra. Tieni tesoro, un piccolo pensiero per te. Ma sono bellissimi, grazie. Amore, ero un albergo più vicino, potevo trovare, sono 2 ore che sto girando con questa macchina, mamma mia, non ce la faccio più, giù tempo è poco. Ma sei pazzo? Così mi vedevano tutti. Vabbè. Vabbè, dai, adesso rilassiamoci un pochino. Dai, rilassati un pochino, dai, faccio un bel massaggino. Sì, dai. Ma perché sei così teso? Ma che c'è? Niente. Non c'è voglia. No, non è questo. Che cos'è? Dimmelo. C'è un problema per Capodanno. Non mi dire che... Hai capito? La festa è zumbata, non si fa più. E tu così me lo dici? Sei proprio uno stronzo. Oppure hai invitato le mie amiche, ma che figura di merda. E da cuore non fa così. Non mi toccare, vattene. Non sei proprio nessuno, sei solo un bugiardo. Lo sapevo che mi stavo solo illudendo. Non è vero. Se ti ho detto che fare la modella, così sarà. Ho già risolto tutto il problema. È solo cambiato la location. Sicuro? Sì. E i VIP? I produttori, i manager, i fotografi ci sono sempre? Sempre, tutto uguale, non è cambiato niente. Vabbè. Andiamo, non fa così, non voglio stare appiccicato con te, Lo sai che facciamo? Domani ti vengo a prendere un poco prima e ti porto a comprare quel vestito che a te piaceva tanto, per il biglione di Capodanno, va bene? Ok. Madonna, mi sta facendo morire. Oh, calmati, ma sei pazzo? Ma che fai? Prima mi provochi e poi non mi fai fare niente più. Facciamo il gioco del gigiotto, dai. Ma che cos'è questo gioco di gigiotto? Io di sopra e tu di sotto. Oh, ma che dici? Mi piacciono le cose romantiche. Mi piacciono le cose romantiche? Allora facciamo Giulietta e Romeo. Mamma mia, qua mi è acceso. Ma poi, mi hai fatto male. Saluccio, scusa. Meno male che da città facevo Giulietta e Romeo, mica da città facevo Elena di Troia. Guarda ti ho fatto male. Guarda qua, guarda loro. E chi è che solo che mi sta rompendo cazzo? Mia moglie. Ehi. Ma si può sapere, non stai? Ha ragione, 10 minuti e sono colloco. Ti stiamo aspettando 3 ore. Ma quando ti muovi? No, non ti preoccupare, ma venga, ciao. Mamma mia, sta scassando. Non dici niente. Mannaggia, qui per forza. Dai, facciamo così, rimaniamo poi d'accordo, ti vengo a prendere domani mattina, dai. Vabbè. Scusami tanto, dai. Madonna mia, ma come si può, lo sa? Guardate là che mangi pezzi, ma che là da passano la rossa che per appiate, moglie, ma può essere che vado a casa trovo morto. Ma io guarda tu non ci sto a ci fa. E mi sei giù, c'è cosa che fai tu? State zitto. Siamo aspettati a te. Ma non lo piglia? Ha visto di faceva una voglia non coppo compiuto. Ah, sono belli. Grazie. Auguri. Scusate il ritardo, ma i fornitori mi hanno trattenuto un pochettino. Quando loro latte.
Mi fai sempre un sotto zitto. Ehi, ma che mi è successo qualcosa? No, niente, amore, perché? Come no? Ehi, dove che state facendo un bacchi a te lui? Che è una cosa strana. Ma ti stai impressionando quando un bacchi becco? Sto impressionando? Come la vita riduce sta cosa? Tu non sai niente, Tu non sapevi proprio niente. Ma buono, ci capito. Poi dilli poco a chi. Sì, ma... Molto indussu qua. Allora, pigli tu telefono e non c'è il cuore. Stasera quando vai a casa, io qua ci faccio il culo. Non preoccupare. Ma poi non ci capito, no? Non lo fate a telefonare. E ti sto venendo, vado in festivale dove? E di domenica è passata un'ora. Ma lo faccio si chiude. Io non so. Tu sapevi che stava venuto, perché non risciate? Perché non parla? Mi siete regalati tutti e due. E già, lasciatemelo stare il cucciolotto mio a tavola. Quando hanno il cucciolotto? Ma mi fa un stomaco! E tu che fai ancora questi mani mezzi e cosci? Cammino e vedi, ma la mano c'è una cucina, vedi? Sto passando la cosa brutta. Io ci passano, tu la passano. Tu la passano, tu e mamma, tu quando ti scrivai. Uno vuoi la passare, tu e mamma. Si morì, tu la mamma. E mi salva. E che ami, amo. Ah, tu mi dossi con tutti e questi, ma faccia... Pantalone, non mi tu qua proprio, Non mi tu qua proprio! E lei ma una cuola. Poi, stasera torniamo qua, andiamo a casa, vedi che la già schiatta a mezza casa, non ti preoccupare. E pure te ne faccio che tu andare a te, non ti preoccupare. Sì. Voglio a mamma, va a chiamare Noemi alla lì, a mangiare. Mamma, che resta al telefono? E sta sempre qui il telefono in mano, non c'è la cassa muove, che a mangiare, ce n'ha mai. Fabio, non tenga mazza. Ma che è successo vicino a Sala? Ci fa stato prima, no? Beh, quando dicevo per abbassarsi torto? Quando diciamo, non lo sapevo proprio, quando diciamo. Ti sapevi, dici, non ti preoccupare. C'è 700 euro. La faccio cazzo. E che ti frega, non ci volevo niente. Senti, vabbè, mi raccomando, ti discutiamo vicino piezza qua, metti tutte cose a posto. Vai a fare una telefonata. Carmen. E guarda, ti piace visto? Ma che ne saccio, non è possibile all'età tua da già ancora vestire. Una domanda ti ho fatto, mamma mia. Papà, ma righi una cosa, ma a me proprio di i soldi. Io mi va a vestire a me c'è poco. Bello questo, ti piace? Uè, buongiorno signora Maria, e che ci fate qua? Buongiorno a voi, ma voi che ci fate qua? Ma come mai non avete aperto il negozio? No, siamo venuti a fare 2 regali per Natale. Ah sì, mi sentite noi ma mamma. Le cose stanno andando bene. Ma ci sta pure Francesco. Sì, sta vicino a Peppino, sta di là. Mamma, allora vado a salutare Marco. Vai, Noemi, vai. Francesco, Sì, ciao, tutto bene? Sì, a te? Tutto bene. Che ci fai qua? Devo andare a comprare dei regali con mamma. E tu? Non lavori oggi? No, il negozio sta chiuso, così abbiamo approfittato per fare un po' di compere. Ah, E chi è Mocca? Scusate, continuate a parlare. Vai. Parlate. Pronto? Pronto, scurnacchia! So capimo! Ma no cazzo sta! Capimo, oggi pazienza, non mi dice niente. Ti sto cercando una settimana, sono venuto pure a bascia pure che non c'è sta nessuno. Tu me ne spacci e me ne soldi, capito no? Se no non meno che me che ti taglia la capia, metti in anziani mamma per forra. Beh, allora, da posto, ti passo a prendere più tardi. sì, va bene. Guarda, scegli tutto quello che vuoi e non badare a spese. Per te anche tutto il negozio. Quest'anno ti stai dando da fare con i regali, Ma non ti credere che mi accontenti con un capo d'abbigliamento. E poi ricordati la promessa che mi hai fatto.
Ma dai, non parliamo sempre delle stesse cose. Siamo qui per questo, no? Per scegliere l'abito per la festa. Vabbè, sarà. Noemi, andiamo? Madonna, mia moglie. Mamma, un attimo. E chi ci fa che sta qua? Ma chi siete? Uscite fuori, sto ricchione. A me ricchione? Ma state zitto, ma che avete capito? Mi dovete aiutare, è una questione di vita o di morte. Oh, mamma mia, di vita o di morte. Cane mi se ne bomba. Stanno facendo una rapina. La porge sta moglie, ma Carmela. Carmela! Ma invece tu burdello, state zitto, ma quale rapina? Non ci sta nessuna rapina, non una quadra. Meno male. Di che si tratta? Dicetemi, di che si tratta? Calmatevi. Ma che volete darmi? E che volete fare? Ma dicetemi una cosa, ma voi tenete una faccia conosciuta, ma è rosita. La zona mercato. C'è un negozio di frutta. Ovvio, dicevi, pure io sono Carazzone. Tutti quanti mi conoscono come Gigiotto, c'è il negozio di autoricambi là. Piacere. Piacere, ma che già fa? Voi mi dovete spiegare per quale motivo mi state tenendo chiuso qua dentro. Io devo capire, non mi sento buono, devo capire. Qui mai da nascondere. Ma vedete quella signorina lì? Ecco, ma non la vedo. Che meraviglia. Ma come vi permettete? Quella è la mia compagna. Non ci capite, voi state giocando a nascondino. Ma voi non capite proprio niente. Ma che già capite? Quella è la mia amante, io. E mi chiamate pure problema, beato voi. Ma come beato voi? Che cosa volete dire? Che cosa volete dire? Amico caro, voi tenete uno problema. Io ne tengo tanti problemi. Il problema mio è che non l'hai. È mia moglie. Che le dai a nare, si ci acchiappa accanto da tutte e due e capace ci accidere pure. Uè, mettimi in chiaro i cosi, non c'è secca niente, non ho fatto niente. Zitti. Arrivederci. Se n'è andato. Se n'è chiuso. È passato. Stessa parola. Mamma mia. Dammi salvato. Mamma mia. Quante sanno. Aggiate pazienza. Un po' che stai qua. Scusate la franchezza. Mi sarei cagato addosso. Comunque, io vi ringrazio che mi avete salvato e vi aspetto al mio negozio. Mi raccomando, venite. Qualsiasi cosa a disposizione. Io vi ringrazio. Quando potrò venire, voi sapete che sotto le feste, casa fatica e cose, senz'altro verrò a prendere un caffè, però mettimi in chiaro una cosa, quando non c'è vostra moglie, Vabbè, arrivederci. Ambrezzi, ci diamo qui. Ma si può sapere che succede? Ma ti spiego. Lascia sto giubbino. È un bellino. Ma tu sai che non sa la nude parata? Io ne faccio. Ma te la mostrare. Carmen. Carmela. Carmen! Che lucca fa? Da come si girano tutto quanto, ma sempre stesse cose. Momolo. Arriva pure un punto di papà.
350 euro. Fa uno pure, metti questo in mezzo a che... Ma vogliamo? Quanto va? Ma vogliamo, mo. Chi è? Mo? Mo, io fa chissà, non ti preoccupare. Mo? Mo, perché? Quant'è? 350 euro. Ma è mai possibile che questa spesa sia venuta a costare 350 euro? Mi sembra un po' troppo esagerato. Quello qua la vita a Napoli costa cara. Strano, ho sempre pensato il contrario. Buongiorno Ciccio. Magari devi perché ti ha citato, che è successo qualcosa? Non dice pure, frate, stamattina voglio dire, ma quasi acchiappato con Susanna. Ma non so che è un nato, frate. Ma tu che stai dicendo? Capito pure, quello che stai sentendo. Niente, ma un big amare, adesso hai detto che mi aspettavo a casa te. Che ti hai aspettato fino a mo'? Hai detto che su trovi direttamente un bar pascià. Ma chi se ne è nato, mamma mia, mamma mia, rammi che lo guardato, frate. Ce n'hai capito? Allora 1 minuto e mezzo e stai fuori qua. Io ti aspetto qua, faccio palla, va. Tu, ma io non l'ho mai fatto. Non ti preoccupare, mo benissimo, chi sta fuori qua, va. Ok. Va. Buongiorno, auguri e buon Natale. Una piccola offerta per i bambini bisognosi. Voglio mai vedere, ci fa male la capa, stai andando, non è proprio una te. Vabbè, ma una piccola offerta, piccolina. Frate, ma circa mesi di nicchia, non ci sta niente. Beh, ma almeno sono un caffè. Non ci serve niente. Ma sto stronzo che sta combinando tu? Fermi! Questa è una rapina! Oh, ma che sta cosa? State zitto! Non mi muovete e nessuno si fa del male! Usci, ma che dici? Tu ne sono solo 3 loro, candine! State zitti, è una cosa che uno felicità quando era piccirilla. Vedete qui dentro non vedete rumore! Vedete qui dentro non vedete rumore! Lascia capire! Vedete qui dentro non vedete rumore! Non capisci niente! Metti tutti i soldi a candida, non vuoi quasi, hai capito? Strunza, alzati sta barba! Totò, ma che la mi pogna? Ma se c'è! T'ha detto 1000 volte che mamma mia non le fa quando facciamo il rapino! Che ne avrei mai rapina che facevi? Te sta zitto, capito? Te sta zitto, zitto! Tu, però, annanzi la gente. State zitto, mamma perché? Metti tutte cose candide, forza! E che vedi, ho fatto pure tu la cazzetta! Muovetevi! Ma che lo che fa? E mi sono 3 ore cadute! Ma mi rutto cazzo, rete spara in capo! Che sono finto, Totò! Come sono finto? Sono finto! Capite che pistola finto? Ma che sta già trovato? Non ripigliamo che ti lo vero! Fateci pazienza, stiamo pazziando! Scusate, non le devo portare qualcosa a casa per creature per fare già! Scusate! Allarmenti, bambini! Mannaggia! Oggi va bene questo qua, dai! Azza tu rire, vai, va. Ma che tu qua, metti un attimo. Gli schifava prima i cani. Ciccio, ma come mai ti su che? Non poi come trovano nemmeno che cambia. Che le pure che si ciuleva. Che giornata nero, frate, che è schierato per me. Stamattina moglie mi si va a chiappare con Susanna. Poi sono aiutato a Tile per trovare te e sono traggiato 10 l'ora che ci stiano facendo una rapina. La rapina? E che si hanno pigliato? Ma che si hanno pigliato, che erano 2 scemi con 2 pistole di plastica e un vestito di Babbo Natale in gola. Beh, ma fanno i rapini su Babbo Natale. E come si tratta come fanno? Si dovrebbe fare. Io no. Ah, capisco, sta gente non è buona proprio. Non è che capisco, sta gente non è buona proprio, oggi è fame. È fame. A proposito di fame, quando che si va qua fuori, secondo me purissimo tenevo fame. Ma che miseria, il padrone non ha mangiato, si stia mangiando la coscia. E che giornata che è schierato, frate, ma ci vuole solo che mi una brutta notizia. E abbiamo completato una. Dobbiamo dare una bella notizia.
Tutto a posto, hai trovato a dove ci fai più guardiano a Capodanno. Ah sì? Non ti preoccupare. Meno male, tutte che stanze a pattinino poche fame. Vai giù, che ci sta per mangiare? Oggi sei in un bar, non è una trattoria. Vuoi fare un aperitivo? Bravo, fammi un bel aperitivo, però vedi tu, un bel piattino abbondante, zuppulelle, se ci stanno qualcosa per spuzzinare, a cui si mi leva che stanze a cuore, capì? Sì, però mi dava con l'ex. Lex, ma che figura è mette che mi stai facendo? Passate zitto. Vai giù, va, mi faccio un primo minuto. Niente Mario, sul ristorante a Rosa trova. A tu Stefano a Malita. Ma faccio una bella figura. È un bel ristorante, si mangia buono, hanno organizzato pure un bello cenone, non ti preoccupare. Ma a me non mi interessa un magno frate, a me mi interessa l'ambiente, la gente che ci sta. La gente è buona, tutta gente per bene. Ci stanno cantanti, maghi, ballerini. Tuo figlio sarà la ciliegina sulla torta. Allora mi faccio stare a pensiero tranquillo. Ciò stai parlando assai, stai a pensiero sicuro, non ti preoccupare. Sta a pensiero sicuro. Grazie Mario, sei un'amica. Oggi c'è proprio fame, eh? Ancora, ma sta zitto. Mi pare proprio c'è un porco. Allora oggi ti piaceva qualcosa al negozio? Sì, quello è mio padre, l'eterno indeciso. Ha i gusti un po' difficili. Io invece ho i gusti un po' più semplici. Ah, i tuoi gusti come sono? Beh, i miei gusti sono occhi scuri, labbra carnose, capelli neri e rossi, ricci. Dai, scemo, non fare così. Mi fai arrossire e poi non parlo più. Buonasera. Buonasera, scusate. È tornato. Sì, a buio. Dite, prego. Chi è tornato? Ma lo conosci, è un tuo amico? Mo vedi chi è tornato. Voi mi avete aiutato. O massimo cacciate, se un mese a me, c'è bisogno di una fatica. Andiamo, è stato molto, ma è rimasto. Grazie. 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 State qua. Grazie. Uè, Franci! Come stai, fratellino caro? Ah, bonsoir, madame. C'est très joli. Je suis Maurice. Maurice? Scusate, vado un attimo in bagno. Magari, ma vogliono tu incinta? No, sarà venuto un po' in nausea. Ah, e probabilmente non digerisce la pizza. Forse. È probabile. Ma lui? Ci sta un signore che vuole parlare con voi. Lo tavolo secco. Quel signore là? Sì. Che stai facendo qua, Franci? Tutto a posto? Sta a posto, ma tu che ci fai cacche solo? Mi sta stando bar? Volessi il cielo, Franci? Mi hanno licenziato, chi l'ho merda la ritta l'ha fatta, ma cacciato. Dice che gli allontano la cliente. Ma che significa questo fatto? Boh. No, anima e ma cosa vuoi? Oh, proprietario mi bello! Vabbè, aiutatemi, sto senza lavoro, tengo una moglie e 7 figli, aiutatemi. Ho capito, ma lasciatemi le mani, per favore. Scusa. Ma questi che modi sono? Ma ci fate pigliare poco. Va bene, poi vi serve il lavoro, è vero. Ma fratello caro, ma chi ve lo dà? Chi ve lo dà con questa crisi che ci sta? Ma scusate, ma che colpa mi siete venite la crisi? Che ci posso fare? Ma quella crisi è che tendi crisi, scusate, ma che cosa avete capito? A mio lavoro mi serve, dottore, mi dai che chiaro vicino, facci messi! Calmatevi! Il lamento mi ha cacciato proprio durante il periodo di Natale, ma vi rendete conto a me? Sentite, guardate, a me mi dispiace tanto di questa cosa, ma purtroppo non ci posso fare niente. E non ho bisogno di personale in questo momento, avete capito? Non è che bisogno, non so neanche che faccio a mettere a fare! Ma che mi mettete a fare? Io faccio tutte cose, sono un tutto fare, sono factotum! Mamma mia, ma proprio stasera mi era capitato di stare a me. Ma come lo lasciate? E va bene, ora vediamo che cosa possiamo fare, va bene.
Sentite, facciamo una cosa. Voi andate alla cassa, voi ci date il nominativo, ci date pure il numero di telefono, domani mattina voi tornate a venire qua, ci vediamo là fuori, va bene? E vediamo che cosa possiamo fare. Grazie, io sapevo. Voi siete dare qua la banana mia papà, che mi ci andiamo. Grazie, ma non ne può bene. Che tra poco si riempie il locale, non potremmo perdere tempo. Lei ha capito che faccio mettere a fare chi sei, l'ho capito, voglio venire a capire. Senti, tu da domani in questo locale non farai più le pulizie, va bene? Che Dio se lo do. Ah, mi fa piacere. Hanno fatto una cosa buona stasera. Come ti senti? Va meglio? Insomma, ma che hai con l'amico tuo? Un aspetto inquietante. Te l'avevo detto io. Vuoi che andiamo a prendere un poco d'aria? Va bene, è meglio. Andiamo, va. Tu sei quello che mi può far morire, tu sei la femmina che piace più a me, sto impazzendo per te parlare. Come sei tremendo, sei capace di rubare parole solamente se mi guarda tu. Sto facendo tutto per fermare, ma non tengo manco tempo di parlare, che tu subito scappi via. Proprio ieri sera me l'hai detto in pace, senti bello lascia stare, tu non fai per me. E bocca rossa, si da chi passa sai che te facesse, sti labbra rossa morsa te pigliasse e te facesse vedere. Bocca rossa, come mi piace quando mi minaccia. Senti, ma perché dopo non ci andiamo proprio a ballare? Sì, magari, mica dobbiamo uscire a quell'ora. Vabbè, tu mica glielo devi dire per forza, no? Si può fare. Che presto anche tu mi dirai ti amo. Senti, ti ha prenotato un ristorante per Capodanno? Tutto a posto, Carmela. Bravo. Ti ha prenotato tutto tonno capapazza. Si mangia bene, tutta cucina casaliccia. Buono. Papà, ma come ha fatto sto tonno capapazzo? Ma state zitta, tu che ne sai, che ne sai? Tutto tonno capapazza. Carmela, ha tutto tonno capapazza. C'è sta la musica, stanno cantando. Mi piace. Facitemi fa a me. Facitemi fa a me. Ogni volta che fai tu succedono guai, c'è una catastrofe naturale. Buonasera. Ma paro giovani, stai sempre a mezzo, sta. Ciao papà. Ciao bello. Ciao mamma. Bella mamma, giusto in tempo, va a tappare in mano che mangiamo, eh? No mamma, io non mangio qua, poi esci. Perché a dove vai? Ma non fanno un giro, non so, c'è quel spazio. Non lo so. Vabbè, Carmela, ti vuoi arrabbiare perché tuo figlio esce? No. Vorrà dire che il suo piatto lo mangio io. Tu hai pigliato proprio l'elicottero. Trovo una cucchiarella, un coppo musso se ti mangi il piatto lo guaglio. La vicina a Peppino, Peppino! Carmela, si bella quando sono, ma certe volte come si aspra. Attenna! State fatti da fuga! Tutto bene, ma... Sono saporiti? No. Ma non stai mangiando? A molto piatto, tanto di maccaroni, figli. Ma è messo stare, Carmela! Tanto di maccaroni, Clemente. Sono saporiti! Clemente, come sei serio, come sei affascinato. Chissà se anche a letto sei così timido.
appuntamento con amore quando prima a capire più. Adesso facciamo un bel brindisi, Clavè. Ai, si pigliò un bicchiere. No, vi ringrazio, ma io sono astemio. Astemio? E che è astemio? Il paese? Oh, dai. Bevi un pochino, non ti fa male. Che no. Faranno un panettone? Prendi, bevi. No, mamma. Portai un panettone. Che è stemma? Ma non spiega, il vostro paese tu è così dice. Ah, allora siamo pronti? Ai, sai. A cala. Accosta. Che faccio chi non dosso. Costumo. Non lo vedo a Claverna che è un signore, è un ospite, non si dice da così sei. Una creatura che chiama. Lascio io, nipotellina, e niente di male. Senti, però non vale giusto, sono stati voi ora che ci lasciano te, mi stanno Come mi è venuto? Ma non ci sono riuscito, che già fa, ma già scirere. Abbiamo cagnato solo posto, non chiamo più il grande hotel. E abbiamo andato a parte, ma lo stesso è bello, tanto ci divertiamo lo stesso. Ma mi hai fatto tutte cose tu. Voglio capire mo a storia, il compagno me che ci dica. A Roiamo non chiami più il grande hotel. Non so ci manca Roe, non so ci manca come si chiama sto posto. Ma fammi capire. Ma tu non ti preoccupare, sorda, mo beghi, a roba chiama Gaetana e ci spiega tutte cose. Tanto che basta che per senza niente. È lo stesso, tanto stanno sempre appresso a noi. O volessi pure scegliere, fammi capire. Ah sì? Babbo, come che hai fatto tu? Come che già mi hai visto la serata, non va niente. Va. Lo so. Senti, ma non pegano ma dove sto? No, è mai asciutto. Ma ha telefonato prima, ha detto che è asciutto con un guaglione, viene più tardi. È asciutto? A che sta ora, piccirella mia? Solessa, e tu c'è nato pure per me, ma tu sei tutta scema proprio, fammi capire. Calmati, Cristian! Ma che lei è grossa, ha tutta vaccinata, ma lui sta ancora come no, fammi capire. E che può fare? Ma tu sei proprio pazzo, fammi capire. E beh, chi fosse questo guaglione? Ho figlio una fruttaiola cabaccio, conosci pure gente, Francesco si chiama. Ah, che bella insalata, direi che la famiglia è zingaro. Figli, ma la piccirella amica, figlio di una fruttaiola. Ma non esiste proprio, no? Non ci avrei che sta arrostata. E beh, dai, ti mancaro io. No, beh, che dici? Ma ce lo domandavo, chi lo so grosso, ma che dici, arroiata. È normale. Vabbè, ma c'è tutta scema, la verità mia, siamo un po' beghi. Sì, grazie. Vabbè, state zitti, Sì. Pronto? Gaeta, sono Gigiotto. Che è Cicciotto? Senti, ma ti vengo a pigliare e vieni come a fare i servizi. Ma perché? Che è successo qualcosa? No, poi ti spiego tutte cose in la macchina, non ti preoccupare. Vabbè, se è così, vieni a pigliare, grazie. Vabbè, ciao. Guarda, Jenny, stai sempre con questo telefono in mano a papà, vieni con me, che è una retta, stai scemi mamma. Jenny, portate lì, sto notte, mo' fidessi portarci, Vedete venire, Basta. Sappiate come provvedimento da Davide, non può fare sempre questo. Ma voglio mettere pure tu, mamma mia, perché stai zitto? Mamma ruba, ma parla sempre. Ma state zitto, mettete pure voi. Ma chi? Mamma mia, mi hanno fatto! Ma chi t'ha fatto? Dai, ma ne sono chi, Gigiotto? Ma forse una magneca nei cancelli. Gigio, niente di meno, voi mi avete fatto squagliare sangue, andate bene, voi ve ne venite, ma voi siete pazzi. Ha ragione, sto come ero pazzo, sono preoccupato assai, mia figlia non si è ritirata a casa. È che non si è ritirata a casa, a me mi dispiace per l'amor di Dio che tu stai preoccupato, ma che ci posso fare? Come che ci posso fare? Che le sta con vostro figlio? Ah, già sapete subito a stanno. Ah, e allora si sta con mio figlio, sta in ottime mani. Ma che capito? Me l'ha pigliato subito, invece muore, a stanno, si fa presto a dire dove stanno. Chi lo sa dove stanno? Chi lo sa dove stanno? Io non posso dicere che sto Chicago Club.
Ti va di prendere qualcosa da bere? Sì, va bene. Andiamo in là. Che prendi? Una capriotta, tu? E mi fai un angelo azzurro? Che hai detto a tuo padre? L'ha avvisato? No, a mio padre non ho detto nulla, mia madre ha avvisato. A mia madre ha avvisato. Non gli hai detto a che ora torni? No. Ma cavolo, mamma mia. Caldo? Sì. Grazie. Fermi. Arroiate. Voi qua non potete entrare. E perché? Si entra solo a coppia, dove abbiate voi? Scusate, ma se uno viene a ballare, viene per buscare una guaglione, si atene, che cacchio viene a fare? 50 anni però non lo mi fanno ridere. Sta ascoltando la prima rete. Che te ne dà a ricevere? Uè, bello, stai calmo, eh? Ma che c'era qua? Questi qua vanno trasi per forza. Scusate, siete il proprietario? Sì, dite pure. Il problema è che non siamo venuti qua a ballare, ma solo per cercare mia figlia. Non era entrata a casa e la mamma è molto preoccupata. La mamma? Il tempo di trovarla e subito andiamo via. Vabbè, che vi devo dire? Scendete e fate presto. Grazie. Aspetta. Ci vorremmo dopo che giochiamo. Guarda, vedrò che si fa, Bene. Va giù, è meglio se ci spartiamo, perché io siamo sparti, se no non ne troviamo. Ma vai in tu, Cessi, tu vuoi? Ciao, e tu sei da solo? Sì. Vieni. Ehi tu, che ci fai qui? Vieni a bere con Guarda, dammi il vino, questo è bello, vai. A mami. Vai a balla, fratello. Vai, ancora, ammo, vai. A mami, come stanno bene. Oggi ma sta sempre qua. Buona vita, fra. Bello, un po'. Mamma mia, che bellezza. Ragazzi, ci siete? Fate sentire le mani! Ed ora, questa sera al Chicago Club, tutto per voi! Ecco, la sacri, bruso. Cazzo in fretta un altro inventario. E di che hai visto per caso Francesco? No, pure a me mi dispiace. E come mi dispiace? Ma Francesco, ma raggiunto chi sta raggiunto? Franci! Oh, ma vabbè, ma che cazzo, esce nave fuori sto scemo? Scusate, buon proseguimento. Permettete?
Mambruca. Che c'hai da guardare? No, da guardare niente. Ma c'ho da annusare. Che sei il guardiano del cesso. No, sono un sostituto. Spicci non ne tengo. Non fa niente, offre la casa. Un'altra identità, ti do quello che il mondo lo sai, distratto non ti dai, movimento e jazz, seguimi, vivendo. E adesso ragazzi, sulle mani, sulle mani, sulle mani! Ma se non ce vai un momento tu! Ma così mi spieghi? Quello che sta combinando un coppo di mano, ma già per il caccia la via fuori. Noi! Papà, che ci fai qui? Ma come che ci fai cercare? T'ha venuto a cercare? Manca una telefonata, stiamo con pensiero. La prego, non se la prenda con lei, non è stata colpa sua, l'ho convinta io a venire qua. Ma poi amici, ne Vani. Ehi, ma quello non è tuo padre! Non buttava 3 ore, ricutto e ci parte fuori, c'è! Ma non c'è fuori! E esce fuori! Esce fuori! Uè, ma che te grideresti? Scena mamma a cango! Mi capite chi sono? Ma chi si ma faccio vedere? Stanno a attaccare! Pronto, babbo, sono Clemente. Ma chi è? Come chi? Clemente, tuo figlio. Ma tu c'è tutto tuo cazzo costantemente, ma che bello hanno a che sto? Tu hai 3 anni, ma fate conto. Pronto? Pronto, babbo? Un'altra volta con sto babbo, dai che piace il costo al babbo Natale. Ma te non niente a fare tutto cazzo, ti faccio a scimmere per tutta parte della vita tua, non venuto. Sono che 3 notti, ma che bello quando mi cagli il numero. O cagli musica, c'è. Numero e palla, ciao. Con chi sei al telefono? Con la tua fidanzata? No, non sono fidanzato. Oh no? Interessante. Ma che mi stai facendo? Veramente non ti ho nemmeno toccata. Non ti piacerebbe? Sì, cioè, no, sì. Boh, non... Ma fossero proprio ricchioni. Cosa? Ricchioni, femminello, gay,
picchione. Ah, no, ma che? Allora perché non sei con me? Ecco, veramente io non ho mai... Ah, ancora meglio. Taggiamo mia muazza. Gesù Cristo, si è andato a soffrire a Matella. E andiamo, io che sei pure tu. Guardate là, guardate, non me che la maniera, le tasse va fu giuvinotti in tuo locale. Ha avuto niente stomaco. Ah, che bruciore, che bruciore. Guardate là, guardate, la mietta di scuorna. Ah, che mi ha avuto lo stomaco a casa, tu te ne vieni, metti di scuorna, ma che mi ha già pigliato? Stanno e pile là, poi Francia, mamma va piano poco acqua. Mamma mia. Ma un'ora retta, chi si fa mamma, che chi là ieri piglia una bottiglia di vodka, si mettette un po' con mano biberò, ha giocato una bottiglia di vodka. Ma va, quello era un liquore forte che va a finire da capo morta. E chi se lo poteva immaginare? Ma... Io non t'ho detto proprio, ho giuvinotto. Mamma cara, bubbechi, e apri la bocca. No. Mancano pinna, la sai pigliare. Tanta cirra, tanta papà. Ma che dici, no? Ma tu come stiamo sotto Capodanno ti combina in questa maniera? Che c'è? E che fa? Qual è il suo problema che è Capodanno? Male che va, o tram e ce ne abbiamo piglione. Ti piacesse, tu perciò te ne devi andare dalla casa, capite? Te ne devi andare, già faccio io, già faccio io, già faccio io. Viene, è bell'indo scuro, parla con te sottovoce, tenga una voglia sta insieme a te. Piano ti togli il vestito, guarda, te tremano in mano mentre ti spoglia vicino a me. Ogni tuo sguardo Non vedo l'ora, già mi immagino. Noi due in mezzo a tanti VIP. Ma sai già chi ci potrà essere? No, Gigio mi ha detto che questa era una sorpresa. Ah, una sorpresa? Comunque se vedi Gabriele Garco avvisami, quello è mio, te lo dico già. Tranquilla, tienitelo pure, io punto più in alto. Ah, più in alto? Vabbè, che ne so, tipo Lele Mora, un Briatore, o perché no, un Berlusconi? Sì, vabbè, e il Papa no? Io preferisco restare in basso. Ah, Gabriele, e fammi tua. Ma che scema. Ok, grazie ragazze, la lezione è finita e ci vediamo la prossima dopo l'Epifania. Buone vacanze e buon anno. Grazie, dai Vale, muoviamoci, andiamo a fare la doccia. Sì, vai. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. Jenny, a papà stai ancora così, direte mo. Ah, un po' che ti hai buttato, già che hai fatto tanto, da che ora ciniamo? Aspettano a lui. Che capita, fammi iniziare. Papà, ma che è loco? E la vista canta qua? Ma aspetta, prima di parlare, può darsi che la ringa è diversa.
Non mi mettere là in culo, Ciao, però ragione, voglio le mani buttare qua. Ehi, la prossima volta, sta a casa. Sì, cominciamo bella, cominciamo. Sempre salute cose dolci. Sempre. Uè, ma tu ti gramo, se tu amo buono, giriamo a capo cavallo, chiamiamoci a casa, Dai mamma, ormai siamo qui, che fai? Che facciamo Capodanno a casa? Almeno facciamolo per far cantare Jenny. Brava papà. Vabbè, facciamolo per genere, che da già dice la mamma, chiamiamoci. I'll give it to someone special, special. Mamma mia, che zinga, ma non ci è capitato. La gita, ma ci stiamo parlando. Buonasera. Senta, abbiamo un tavolo per 8 persone. Voi siete amici di Mario? Sì. L'impresario? Prego, da questa parte. Grazie. Torniamo a casa assieme. Grazie a Dio che da quando voglio, ne facessi una buona. Ma nonna mia, ma che ci fatti male per passare su aia? Non lo so. Niente fatto. Felice anno nuovo! L'hai visto che c'è? Sapore la signora Maria. Andiamo a salutare. Andiamo a salutare. D'accordo. Buonasera. Buonasera. State pure voi qua, No, è un miraggio. Un miraggio? Dite la verità, siete venuti a passare il cenone. No, sono venuto a fare un preventivo. Sembrava la Bellucci come camminava, ma sono bloccato sulla te guardare. Vieni insieme a me. Tra poco ci si firma mio figlio. Ah, sì. Dicevo, a dire la verità, sono proprio felice di avervi incontrato. Pensate, noi inizialmente saremmo dovuti andare a Chillutoton Capapazzo, no? Invece mio figlio Francesco ha insistito, e insiste oggi, e insiste domani. Quello era talmente insiste che, devo dire la verità, mi ha convinto. Guarda che bello lo fa, vedi? Vieni insieme a me, ti porto a Margellino e Santa Fe. Vieni insieme a me. A proposito, Giovanotto deve cantare, non ti preoccupare.
perché quando sarà il tuo momento, qui a sta gente, ci dichi che t'hanno a buffare applauso. Grazie. Che la verità, signora Maria, io quest'anno volevo fare delle vacanze di Natale estive. Volevo andare, che ne so, ai Caraibi, oppure a Sharm el Sheikh, alle Bahamas, là volevo andare. Ma mio marito era poco vecchiotto. Che è vecchiotto, che sono vecchiotto io. E poi parliamoci chiaro che sono sti bananas. Perché tu, scusa, non hai capito che vai trovando. Questo è il lavoro giusto per te lo sei scelto tu, niente banana. Certo. Cavo piacere. E vi sei innamorata tu? Ma chi l'ha visto tu, uomo ragno? Bello tu, ma hai dato questo l'Olimpo. Uè, vediamo un po'. Signora. Ciao Francesco. Ciao Noemi. Siediti. Ciao. Che piacere vederti. Hai visto, alla fine li ho convinti a venire qua. D'altronde non potevo passare il Capodanno senza di te. Grazie, anche per me lo stesso. A me stiamo un po' di tempo insieme. Anche se sto con la mia famiglia, che palle. È bellino, è questo ristorante. È piccolino, però è accogliente. Cameriere, buttato un altro litro e che l'asciutta. Oh, ma che stiamo da cantina? Papà, ma che l'hai portato a fare questo qua? Però tu sei la più bella del mondo, praticamente meglio di te non c'è. I ragazzi che ti mangiano con lo sguardo. Ehi, Bambolino. Bambolino. E sto bevendo, che Guarda te sta mangiando quanto simba voluto. mamma, le rada pure a papà. Scusa, c'era una bella purga ieri sera e mo stasera ci faccio pure una pumpa. Io mi dato pure e gocce con la lacca. E gutta lacca se si chiama. Mamma mia, che figura di merda! Benissimo, allora a questo punto io ho il piacere di presentare un futuro artista della canzone napoletana. È un bel ragazzo, giovane. Accogliamo con un forte applauso il bravo Jenny! Vai! Berlino scura parla, con te sottovoce accende, una moglie sta insieme a te. Piano, ti togli il vestito, guarda, da te mano in mano, mentre ti sfoglia vicino a me. Ogni tuo sguardo mi fa innamorare l'anima, questo piacere diventa più forte, e insieme a lui si fa complice pure la notte. Che è fatta per amare la notte. Questo è perché c'erano i VIP, i produttori, i cantanti, quelli veri. Ma figurati se sono venuta di Capodanno fin qui per venirmi a sentire a questo. Soltanto per amare, siccome ci stesse sempre tu, a notte non dormisse più. Davanti ai tuoi occhi sfioro, le tue mani calde giuro, mi piace tutto di te. Sento odore di donna, sento che a volte è più forte, vedo che tu circa ancora a me. Se mi respira d'amore diventa una musica. Pronto? Pronto? Oh. Scusatemi. La camera, Tu chi sei? Niente, scusatemi. È questione di vita o di morte. Che c'è? C'è qualche ex che non puoi vedere? Altro che ex. Signorina, i bira chi le lui. Si mi riconoscono. Mi levo la capa. Dici che non mangia rotte che viene, Se con me ci stesse sempre tu, a notte non dormisse più. Vabbè amici, mi chiappiamo una giornata. Oh, amici. La notte è fatta per amare.
la notte soltanto per amare, sì come ci stesse sempre tu, la notte non dormisse, in un demonio solo stanotte, non te ne andare rimani ancora, ci manca poco che si fa giorno, a stringiamo più forte la notte, è fatta per amare la notte, soltanto per amare, sì come ci stesse sempre tu, la notte non dormisse più. Applausi per il nostro Jenny, dai, fatemi sentire! Bravo Jenny! Ok, grazie, a questo punto ci accomodiamo, grazie. E la serata continua. Possibile che dovevo aspettare l'anno nuovo per averti. Si dice che l'attesa alimenta il desiderio e anche un bacio ha un altro sapore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, auguri!
senti, vado un po' fuori che è meglio. Era una copertura, faceva troppi contarmi con Cuba, innamorata. Sì, ma di Miguel. Ehi, ma che stai facendo? Niente, Stai scrivendo? Ma- Che è sto bigliettino? Ma che niente, è? Maronna, Ma mia- vedi, chi è sta cuorici? Ah, sì, proprio non mi metto. Oh. Tu su Ma non va- Beh, tu ne hai andare a casa mia, Maronna, capito? Vattene vieni a a casa capo, non fa Ma puntare. vedi, stu lotto. Ma va a fare un culo di soldi che tiene per tutto, cazzo. A rossa tu fanno. L'abbracciava sulle casse di nitroglicerina. Tornò, Miguel tornò. E quindi tu cosa fai nella vita? Beh, cosa faccio? Io sono nell'ambiente artistico, sai, ma sono specializzato nella moda. Sono un agente. Veramente? Ma lo fai ad alti livelli oppure... Alti livelli a me. Io sto proprio in da zona nel mercato internazionale. A Francia, Cina, il Giappone, penso il Giappone, guarda, sì, e io gli porto le modelle proprio. Pensa, mangi più femminile da moda che Berlusconi da politica. Mamma mia, ma perché quello ti voleva ammazzare, scusa? Ah, mi volevo ammazzare? Perché gli ho rubato una modella. Gliel'ho rubata e l'ho lanciata io. Sì. E chi era? Chi è? Metta a dire chi era. Te lo dico perché sei tu. Ero Mosca. Charlize Theron. Mamma mia, veramente? Vero. Ma allora ce la puoi fare con le donne? E che tu dica a fare? Mamma. Ecco, ma ne va. Vabbè. È piaciuta, sarà? O no? No. Come no? Oh, mi è piaciuta, sarà? E da me? Allora, penso fai, come me? E che regalo non ti è piaciuto? Mi è piaciuto soltanto il mangiare e la brasiliana, per il resto non mi è piaciuto niente. Ma ce li ha... Ma no. Ah, pure! Devo pure pagare il conto! No, da quando sono a Napoli ti ho conosciuto che pago sempre i conti! Mi hai mandato in bancarotta fraudolenta, sai che non faceva che mi hai rotto proprio i coglioni, mi hai rotte! Ma ci ha fatto il suo primo mano! Devo partire ma chi? Devo partire ma chiamavo Gund! Bombolo e tutte quante, ma io devo imparare in piccolo culo taglio, me ne sapete di porchetta! Non ci rompere i coglioni! Mamma mia. In una sola serata mi sono rovinato a poco. Non neanche più niente. Ho perso moglie, l'amante e soprattutto il lavoro. Non vale più niente. Non vale più niente. Non ti disperare, caro amico. Non ti preoccupare. Te ne vieni a fatica con noi, Te ne vieni a fatica con noi. Sì. Piuttosto, a sei viene la frutta. Penso che sì. O pesa in te mano, ti. Carmen, dai. Ma che la ragione che non l'hai vista in faccia. Ma si ucciappa a quello che se ne è chiuso con Susanna. Oh, mamma mia, morsa in capo la già piglia, sangue arena. Ma che fa 10 anni di carcere con lei, te lo giuro. 10 anni di carcere. Gigiotto, chiusa una porta, se apre un portone. Stai tranquillo, piglio tu il caffè. Ah, vediamo. Qua. Oh. Chi si? Che vuoi dire?
Chi siamo e chi vogliamo? Chi siamo e che vogliamo? E mo ve lo spiegavo. Siamo venuti a chiedere un conto a Peppino. A chi? A Peppino. A Peppino. Peppino. E io è da ieri sera che non lo vedo. Non lo so dove sta. Lui da ieri sera che non lo vede, lui non rimane a vita. Diciamo stanno qua. Ma una cosa, assietete là. Ma che volete a marito? Né da voi né da vostro marito non volimmo niente, volimmo i soldi nostri, volimmo a Peppino. A chi volimmo noi? A Peppino. A Peppino. E tu assietete, fu bravo. Ma io non so niente, io già sono bello, io non faccio manco parte di questa famiglia. E allora state zitto. Scusate, voi siete venuti qua che cercavate a Peppino, no? Sì. Ma ha avanzato qualcosa da Peppino? Certo, avanziamo tanta soldi a Peppino. Tanta soldi? È normale, se no che siamo a fare? Che siamo a fare, caro? Per Dio? No. Ma quando va a darà Peppino? Capito? Non lo sa. Non lo sa. Ci darà 5.000 euro. Quando? 5.000. Ma combinate. Ma che? Ehi, Mazzaro, tu a Roma, dai. No, è cazzo. Assietete, fu bravo. E comunque noi non sappiamo dove sta Peppino. E se pure sapessimo, tu lo dicessi. Hai capito? Se pure sapessero non ce lo dicessero. E qual è il problema? Ci sono problemi? Nessuno. Ci sono problemi? Ci sono problemi. A che si dice? Ma niente da fare, no? Noi siamo qua. Aspettiamo a chi? A Peppino. A chi? A Peppino. A Peppino. Noi aspettiamo qua. E tu fu bravo. Andiamo tu. Poi ti presenta a mamma. Mamma è brava, mi chiedi tu. Io lo fa pure se faccio lo buono, mamma. Come pensa pure io. Ma non è che questa stanno dormendo? No, gli senti ciuciurare quando ma in cama per presente facciamo quella Sorpresa! Oh, Peppino! Peppino. È arrivato Peppino. Ma no! I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. Buttate in mano. E tu, vira e te muovere. Perché? Perché la vocessa. My time with thinking of our breakup, and you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.